cordoglio per quanto è successo ieri, per Ben, per la sua famiglia, per l'ennesima tragedia che abbiamo vissuto e subito proprio per questo, perché sì, l'anno scorso abbiamo fatto dei tavoli che poi hanno smosso qualcosina quanto a controlli, ma in realtà siamo ancora appunto a capo quest'anno. Non usa mezzi termini il sindaco di Breda di Piave, uno dei comuni con il più alto tasso di affluenza di persone che si recano al Piave nei mesi estivi. Dopo anni di richieste d'aiuto alle autorità competenti e preposte, che vanno oltre alla possibilità dei singoli comuni di presidiare le zone interessate, il sindaco chiede che si intervenga in modo deciso, non tanto per limitare gli accessi, ma per fare in modo che le persone che arrivano sulle sponde del fiume siano in qualche modo controllate e informate sui rischi. È il momento di non essere più, per come la vedo io, politicamente corretti. È ora che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità e non sto puntando il dito contro nessuno, lo punto prima verso me stesso, perché forse sono stato troppo pacato nei miei toni, adesso è ora di finirla. Mi assumo la responsabilità e tutti gli enti sovordinati soprattutto devono assumersi la propria responsabilità. Basta vedere cosa c'è alle mie spalle, qui siamo a Saletto, un sacco di auto, un sacco di persone, incontrollato, ci sono i cartelli sì, ma non solo a balneazione eccetera, c'è il divieto di accesso eppure si entra, c'è il divieto di far fuoco eppure si va, non riusciamo a presidiare, è domenica, non abbiamo nemmeno personale, quindi o facciamo veramente qualcosa o continueremo a piangere persone. Però a questo punto qua dico che queste morti porteranno dei nomi e dei cognomi, anche il mio, come ho detto, non punto il dito contro nessuno ma contro tutti e prima di tutto verso me stesso. L'appello affinché una zona come quella a cui si accede da Via del Passo a Saletto diventi un luogo con pochi ma efficienti servizi, tra cui dei volantini consegnati al passaggio con l'auto in cui vengano segnalati rischi e divieti che vigono sulle rive. Nasce dunque dall'urgenza la collaborazione tra i sindaci dei comuni rivieraschi. Siamo nello stesso punto a distanza di un anno e sembra quasi che l'esperienza non insegni. Come amministrazioni stiamo ragionando su un asse comune trasversale che possa prendere tutti per dei cartelli di divieto di balneazione come richiesto, però ci deve essere un coordinamento che va al di sopra per poter dare un'immagine e una regola certa e trasversale su tutti i comuni. Appelli che coinvolgono non solo il Piave, ma tutti i fiumi, torrenti e piccoli laghi del territorio. Nelle scorse ore si sono susseguiti i malori. Un ragazzo residente a Cimadolmo è stato colto da malore nel torrente Meduna a Tramonti di Sopra, Pordenone, dopo aver fatto il bagno. Primi ad arrivare sul posto i vigili del fuoco che hanno imbarellato il ragazzo nell'attesa dei soccorritori di Maniago del soccorso alpino che non senza difficoltà hanno dovuto riattraversare il torrente e raggiungere la riva con il ferito. Il giovane è stato consegnato alle cure poi del personale sanitario, le sue condizioni attualmente restano gravi.